L'ultimo grande esodo di agosto, il primo grande controesodo d'estate. I due flussi si incrociano in questo weekend sulla rete viaria del nord-est e il risultato è stato già oggi un sabato da bollino rosso fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Secondo le rilevazioni della concessionaria Autovie Venete, 10 km di coda si sono formati da Villesse fino al nodo di interconnessione fra la 4 e la 23 all'altezza di Palmanova, con rallentamenti fino a Gonarsi in direzione di Venezia. Impossibile, anche nei tratti meno trafficati, superare gli 80 km orari. 6 chilometri che si sono invece allungati sulla A23 da Udine Sud verso l'innesto con la A4, incolonnamenti per 3 chilometri inoltre in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. I disagi maggiori in mattinata a causa di una serie di micro tamponamenti. Per tutta la giornata comunque il traffico è rimasto sostenuto. I transiti registrati hanno superato quota 4.000 all'ora sul passante di Mestre, 3.200 al nodo di Palmanova, 2.000 sulla Tarvisio Udine verso la Venezia-Trieste. Mobilitate le forze dell'ordine, ma anche 200 addetti fra ausiliari al traffico, tecnici degli impianti, operatori della manutenzione d'urgenza, esattori ai caselli. In piena attività pure gli scooter nel tratto fra Quarto d'Altino e San Donà di Piave, dove la carreggiata è ristretta a causa dei lavori in corso per la realizzazione della terza corsia. E se il traffico è andato in tilt sulle strade del mare, da Jesolo a Legnano, la circolazione si è ingolfata anche verso la montagna, con code per chilometri lungo l'A27 all'uscita di Belluno, sulla Lemagna e lungo la Gordina. Abbiamo già fatto un'ora di coda e adesso tentiamo di fare qualche alternativa, qualche strada alternativa. Ecco. In coda. Vorremmo andare a Brunico, adesso vediamo se ci arriviamo. Per stanotte sono annunciati in varie arterie, come ad esempio la Treviso Mare, servizi antisinistrosità in vista dei rientri. Proprio nel capoluogo della Marca a cadere nella rete dei controlli notturni della polizia è stato un 26enne, completamente ubriaco e senza patente. Il giovane è stato trovato al volante della sua Ford Fiesta con indosso solo un paio di boxer. Faceva caldo.